Ed eccoci rientrati. Conclusioni speciali di questa prima parte dedicata alla mostra dell'asparago di Cimadolmo. Con noi il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Oggi è un momento importante per questa cittadina, per i suoi abitanti, ma non solo, per un grande prodotto del territorio. Sì, che deve tutta la sua storia e la sua promozione al fatto che ci siano i volontari. Il grande ruolo del Pro Loco, il fatto che il Veneto abbia una persona ogni 5 che fa volontariato, e questo volontariato poi si traduce molto spesso nella promozione dei prodotti tipici. Basti pensare che abbiamo 350 prodotti tipici nell'Atlante regionale e qui ne abbiamo un'illustre dimostrazione, e questo è il primo prodotto ad esempio che ha avuto l'IGP come asparago in Veneto. Una strada dell'asparago qui che quindi ha fatto un grande lavoro, che lo promuove, che è riuscita anche a mettere in rete per esempio i ristoratori, i primi ambasciatori della trevigianità. Sì, grandi ambasciatori. Direi che la promozione del binomio prodotto-territorio, quindi il marketing territoriale vero e proprio, quello reale che si respira nei nostri territori, è quello di pensare che il lavoro dell'agricoltura, quindi del settore primario, si incontri poi con il terziario, che è quello dei servizi, che è quello poi della ristorazione, che è quello del saper pensare che l'agricoltura può fare anche turismo. In una provincia come questa, dove abbiamo 824.000 abitanti e 1.600.000 presenze turistiche. Ecco, un asparago che sta guardando anche i mercati esteri, Giappone in primis, molto apprezzato l'asparago bianco di Cimadolmo, ma che sta anche reinventandosi all'interno del menù. Qui quest'anno è stato proposto nell'aperitivo con lo spritz. Beh, direi che l'asparago ci sta dappertutto, nel senso che noi siamo dei grandi degustatori di asparago, siamo convinti fino in fondo che questo sia un prodotto veramente versatile, che a 360 gradi può trovare e incontrare il gusto del consumatore. Del resto è anche un grande ambasciatore per l'agricoltura della marca trevigiana e del Veneto. Presidente, noi la ringraziamo per essere stato con noi e le auguriamo un buon lavoro. La prima parte di Cronache Trevigiane si conclude qui, adesso un po' di pubblicità e poi linea a Luca Pinzi. Il dolore di chi resta dura per tutta la vita. Cerca di volerti bene. Benvenuti in questa seconda parte di Cronache Trevigiane. Parleremo come sempre di tanto volontariato che promuove e valorizza i saperi e i sapori della marca trevigiana. Andremo a Mogliano alla Festa dei Fiori, ma faremo anche una retrospettiva del Vinitaly, andando un po' a vedere quali sono state le aziende vitivinicole trevigiane che si sono distinte. Rimanete con noi, intanto ci vediamo questo servizio di Cronache Trevigiane. Credito Trevigiano, la banca del territorio, si è riunita in assemblea a Montebelluna. Il direttore generale di Credito Trevigiano, Umberto Longo, ci illustra i dati economici per l'anno 2009 e le previsioni per il futuro. Il 2009 si è chiuso con una contrazione dell'utile, pur tuttavia siamo molto soddisfatti di come il conto economico della banca abbia potuto registrare comunque un utile che è circa pari alla metà dell'esercizio precedente. Alle previsioni per il futuro esercizio possiamo invece sicuramente dire che prevediamo una crescita seppur lenta, contenuta, ma sicuramente stabile nel tempo. Un anno difficile, un anno di crisi, affrontato dal Credito Trevigiano mettendo sempre al primo posto il sostegno ai propri soci
soci e al territorio, come sottolinea il presidente di Credito Trevigiano, Nicola Di Santo. Abbiamo voluto quindi rimanere lo stesso vicini anche a tutte le categorie, dagli commercianti, agli artigiani, alle piccole imprese, agli industriali, soprattutto quelli in difficoltà, con la sospensione del rate del mutuo, con per esempio gli interventi anche sul territorio, sulle evenienze gravi come le calamità e quant'altro. Quindi vicini veramente alle famiglie con interventi concreti. Noi abbiamo fatto oltre 700 interventi, spendiamo quasi 2 milioni di euro tra socialità e mutualità e quindi sicuramente se vediamo qual è il risultato economico e cos'è l'intervento della banca che ritiene di mantenerlo, seppure proporzionandolo al momento, ma di continuare a insistere che sostenere le attività ricreative, sportive, educative e culturali sia una risorsa per il territorio e quindi un investimento. Credito Trevigiano, una banca amica del proprio territorio. Un esempio è la futura costruzione dell'asilo nido La Tartaruga a Vedelago, un progetto sostenuto assieme all'Onlus Opera Immacolata Concezione di Padova, un prezioso servizio per i soci del Credito Trevigiano e per tutta la comunità. Sentiamo il direttore generale dell'Opera Immacolata Concezione, Ernesto Burattin. Costruiremo un asilo nido proprio a forma di tartaruga. Questo come immagine, come costruzione, i bambini entreranno in un gioco, entreranno in un animale, ma quello che è importante è che avverrà a Vedelago, presso il centro residenziale di Vedelago Monsignor Cricco, in un contesto dove, ed ecco la intergenerazionalità, dove i longevi, dove i bambini, dove i familiari, dove i genitori potranno trovare un contesto dove stare insieme in maniera attiva, stare insieme in maniera fattiva per la crescita delle future generazioni.